Ripeto, ho preso il vicolo sbagliato, mi sono trovato durante un finto comizio di una gang, non so cosa stessero facendo. Noi eravamo a Central Park una sera finito il turno, quindi con i colleghi ci facevamo un giro. Poi a una certa ci siamo divisi, io ho preso un vicolo che probabilmente non dovevo prendere. Dovete sapere che New York è una città a scacchiera, quindi abbiamo la Main Street che ha gli hotel, cioè 5 stelle lusso, ha questa estetica bellissima. Le due vie esattamente dietro sono completamente l'opposto. C'è una via buia dove non c'è illuminazione, con montagne di spazzatura, che è la spazzatura delle strutture ricettive, e là di persone poco raccomandabili ci sono. Ripeto, ho preso il vicolo sbagliato, mi sono trovato durante un finto comizio di una gang, non so cosa stessero facendo. C'erano due gruppi che litigavano e io ero praticamente in mezzo, e quindi con un inglese molto vicentino, e dopo aver regalato il mio pacchetto di Winston Blue per evitare qualunque tipo di fraintendimento, me la sono cavata benissimo. Però sono piccole cose che uno si porta nella memoria e sono quelle cose che ti formano anche socialmente, perché comunque parlare di lavoro va benissimo, parlare di creatività va benissimo, ma viviamo in società.